Allora, sicuramente il disagio è aumentato, o è venuto alla luce. Ci sono determinate, problematiche dei nostri ragazzi che sono aumentate in maniera, esponenziale. Ehm, i disturbi alimentari, per esempio, non solo per le ragazze, anche per i ragazzi. Il conteggio spasmodico delle calorie come prima preoccupazione del mattino e ultima della sera. Le ragazze ne parlano, le studentesse ne parlano con i loro insegnanti, nei momenti più impensabili. Basta un aggancio, basta una tematica all'interno di una disciplina e loro hanno bisogno di parlarne. Questo sicuramente lo stiamo vivendo, cioè con una grossa, sì, sì, con La una, solitudine invece? la solitudine. Allora, la solitudine più che altro è un silenzio interiore. E hanno difficoltà a comunicare perché prima di tutto ce l'hanno a casa. Qui loro cercano di comunicare, cercano aiuto, lo fanno anche a volte con atteggiamenti, comportamenti che possono essere al limite del rispetto di un regolamento scolastico, ma se non ci si ferma a quello e con loro si cerca appunto il contatto, loro ti dicono il perché. Noi abbiamo la fortuna di avere uno spazio ascolto con una nostra psicologa scolastica che coinvolge comunque i coordinatori di classe, referenti di istituto e io stessa, che io ho voluto in tempi pre-Covid, ha aperto veramente a tutta la comunità scolastica, quindi anche agli stessi genitori, proprio perché notavamo dei disagi che stavano cambiando da un'ansia scolare che non era semplicemente legata al c'è la verifica, ho paura della verifica, ho studiato o non ho studiato, ma è proprio un'ansia di prestazione perché è l'ansia del giudizio, il timore di non essere accettati così come sono. Lo spazio ascolto che noi abbiamo, che ha funzionato anche durante il lockdown del 19-20, ovviamente da remoto, ha un accesso quotidiano che veramente ha raggiunto numeri che non avevamo mai avuto. Genitori stessi che ci chiedono aiuto perché non sanno come aiutare i loro figli. Noi come scuola che comunichiamo ai genitori difficoltà dei loro figli che non sono in grado di vedere, perché pur avendo magari vissuto 4 mesi insieme nel 19-20, 4 mesi che hanno visto famiglie collassare, ragazzi che sono ritornati con famiglie divise, ragazzi che confondono il dì con la notte, che vivono durante la notte e durante il dì hanno difficoltà ad alzarsi e venire a scuola. Abbiamo ragazzi in generale, questo è anche proprio un confronto che ho avuto con l'ufficio scolastico territoriale, con i servizi di età evolutiva e con il consultorio familiare, abbiamo ragazzi a rischio di dispersione scolastica proprio per questo. Durante il dì loro non riescono ad uscire, temono il confronto, ormai si relazionano attraverso lo schermo. Molti di loro, e questo lo avevamo visto nel 19-20, ma per noi purtroppo della secondaria di secondo grado anche lo scorso anno, con i 4 mesi di DAD ancora, ragazzi che adesso tengono le videocamere spente perché temono il confronto anche e nonostante appunto un device che comunque li allontana. Allora, diciamo che una cosa non è cambiata, è il fatto che io sono sempre rimasta fedele a me stessa e alla mia idea di scuola e alla necessità, oltre che volontà, di stare il più possibile con i ragazzi. Il bello di una scuola superiore è questo, il vivere i ragazzi, anche semplicemente durante l'intervallo, bere un caffè alla macchinetta quando ci sono loro. Sicuramente le regole, distanziamenti, i protocolli di sicurezza hanno ristretto questo, non tanto per la paura, ma perché chiaramente i tempi si sono fatti più concitati, sono sempre continui i protocolli che cambiano e quindi siamo sempre alla rincorsa di poter fare le cose nel miglior modo possibile, soprattutto per garantire la presenza costante ai ragazzi.
Non abbiamo timore del Covid in quanto tale, perché i ragazzi intanto sono bravissimi. Ormai hanno acquisito le regole, non sono spaventati, per loro i distanziamenti in realtà non ci sono, io li vedo in intervallo, pur nel rispetto, comunque loro si cercano e anche se la mascherina nasconde il sorriso della nostra bocca, loro sorridono con gli occhi e quindi questa è la cosa fondamentale e sono bellissimi quando si ritrovano assieme. Risorse economiche ne sono arrivate tantissime e continuano ad arrivarne. Abbiamo bisogno di risorse per potenziare tutte quelle attività che permettono di tenere una scuola aperta al di là delle 5 o 6 ore di lezione. La scuola non deve essere più solo l'attività appunto didattica, la scuola deve essere aperta costantemente, deve essere aperta il fine settimana, deve diventare un punto di aggregazione, oserei dire, passatemi il termine provocatorio, potrebbe diventare un centro sociale di quelli che abbiamo vissuto, che io ho vissuto da ragazzina, dove potevamo fare di tutto, dove avevamo gli incontri di letteratura, di filosofia, dove avevamo la musica, dove avevamo il teatro. Non c'erano le scuole ovviamente per questo, ma la scuola adesso potrebbe diventarlo. La scuola deve, perché i nostri centri cittadini non hanno più questi punti di aggregazione, non lo sono più nemmeno le parrocchie ormai. I ragazzi devono poter vivere, avere uno spazio loro dove poter entrare e dire bene, senza il timore di, posso dirlo perché abbiamo talmente tanti blocchi, sicurezza, privacy, ormai siamo per qualunque cosa siamo soggettati a questo, ma una scuola aperta il sabato pomeriggio con i ragazzi che con spazi dedicati naturalmente, con quelle risorse umane che permettono di garantire anche questi aspetti delicati dove loro si possano ritrovare e guardarsi e parlarsi e creare. Questo loro ne hanno bisogno, secondo me la scuola potrebbe veramente diventare.